Hanno forzato una finestra della cucina, sono entrati mettendo tutto a soqquadro e sono fuggiti con computer portatili e tablet che erano appena stati acquistati per gestire gli ordini della pizzeria, la cui inaugurazione è andata in scena poche ore dopo il colpo. Brutta sorpresa per i gestori dell'osteria Plip di via San Donà a Mestre, che alla mattina hanno scoperto la visita dei ladri. Sono entrati dalla finestra della nostra cucina, hanno spinto, dato uno spintone, penso per cui si sono rotte i piatti che erano posizionati sotto, queste cose qua. Sono entrati da lì e sono arrivati al banco. I malviventi sono entrati in azione durante la notte, dirigendosi direttamente verso il bancone del locale e la cassa. Sono entrati qua nell'area questa del bar, che adesso è anche un po' così in corso di cambiamento, perché questa sera apriamo la nuova pizzeria. E per cui insomma sono riusciti a entrare, hanno preso le tecnologie sostanzialmente, per cui computer, iPad, telefono, eccetera. Più che il danno, la rabbia dei titolari che chiedono più controlli, qualche passaggio in più durante la notte da parte delle forze dell'ordine. Se fosse possibile mettere in atto un sistema di maggior sicurezza, questo certo sarebbe assolutamente il benvenuto, perché problemi di microcriminalità appunto sono microcriminalità, però comunque incidono comunque nella vita di tutti i giorni. Per noi che siamo un'azienda in questo contesto magari non eccessivamente, per un privato insomma può essere diverso. Le indagini sono in corso utilizzando anche le immagini delle telecamere della zona. I titolari pensano all'inaugurazione della pizzeria e riescono anche ad affrontare l'episodio con un po' di ironia. È più una questione organizzativa, appunto questa sera apriamo la pizzeria, avevamo gli iPod per fare le comande e adesso il trasferimento dalla parte sopra della pizzeria, che è nel ballatoio, al sotto dove c'è la cassa, sarà un po' problematico, quindi torneremo alle cannucce, non lo so.